rigore. Amici della Crese, buonasera dal Crese Village di Domio, una buona serata da Walter Topan e da Francesco Vitturi. Inizia l'ultima settimana di partite qui al Crese Village e allora in questo lunedì sera cominciamo dando spazio alla Crese Replay, il torneo che rimette in gioco le formazioni che si sono fermate durante il percorso in Crese Cup. Di fronte interni e dintorni, Crese Cup e anche Crese League, interni e dintorni la squadra in divisa arancio contro i Granata, Bordeaux, me lo direte voi, Amaranto, insomma in quell'ambito cromatico lì, la formazione di Argent Barber Shop, arbitra Riccardo Schiraldi, si gioca su due tempi da 18 minuti ciascuno, in caso di parità direttamente calci di rigore e lo vedremo durante il match, un regolamento leggermente diverso per la battuta di calci d'angolo e rimesse laterali. Primo tentativo di attacco da parte di Argent Barbershop con il lancio verso Daniele Carbone, fermato, eccolo il calcio d'angolo, no in realtà il calcio d'angolo è assolutamente normale, palla toccata in uscita dal portiere di interni e dintorni, il salvataggio sulla linea di Tobia Sergi, uscita leggermente difettosa da parte di Alvise Zonta che però si salva. Differenze per le rimesse laterali che vengono battute con i piedi e il rinvio dal fondo che viene battuto con le mani del portiere. Quello volevo dire, intanto ci prova Minen con il destro a giro, palla che esce di circa un metro, ma dopo aver trovato una deviazione e allora palla battuta ancora dentro il palo, preso da Carbone con il destro, poi palla riciclata all'indietro ancora per Minen, tentativo di giocata da parte di Argent Krasniqi e poi ripartenza cercando l'appoggio su Marco Odinal, anticipato il 9 di interni e dintorni, ripartirà con la rimessa laterale Andrea Marrangoni, batte lui con i piedi, cercato sul secondo palo Gabriele Lombardi che si era smarcato sul lato destro, anticipo puntuale da parte di Minen. Oliva, stavo per dire con le mani, ci dobbiamo abituare anche noi. Lombardi di prima e la risposta decisamente all'altezza da parte di Alex Zitani. Title partner Edil Impianti, Nice Web, Belletti Group, Zanutta, Taloil, Cenne Ponteggi. E intanto attendiamo perché potrebbe essere pericolosa l'azione. È un simil calcio d'angolo, arriva Lombardi con il tocco di prima anticipando Carbone, vantaggio al secondo minuto per interni e dintorni sull'assist di Simone Fiorenzo, segna Lombardi 1-0. Gabriele Lombardi! E l'avevo detto, avevo immaginato la potenziale pericolosità perché ovviamente con le rimesse laterali battute con i piedi già in precedenza sono come dei calci d'angolo per la possibilità di mettere in mezzo i palloni, ovviamente per il campo da calcio a 7, ma con questa potenzialità diventano pericolose in un'altra maniera. Becirai prova subito a rispondere con il sinistro da fuori. Ci sono due Becirai in campo per Argent Barbershop, ci ha provato Clirim, maglia numero 10, c'è anche Amdi con la numero 3. Minen. Ringrazierei anche i main partner. Addosso, chiedo scusa, ormai abbiamo iniziato questa azione, finiamola. Ci prova ancora Lombardi fino in fondo, Murato. Main partner Friul Broim, Accelereremo, B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, centro commerciale Torri d'Europa. Volo di Zitani sulla conclusione da fuori tentata da Andrea Marrangoni con una deviazione, calcio d'angolo. Sono due squadre che hanno partecipato alla Crese League, come giustamente mi segnala Mattia il Cartero Bossi dalla postazione speaker. Calcio d'angolo, si libera al limite Lombardi, ci prova invece, abbiamo già il tentativo con il gol olimpico di questa serata. Ci ha provato Marrangoni dal piazzato sul corner, palla fuori dalla parte opposta con una deviazione, credo dello stesso Zitani, che per evitare guai ha toccato il pallone e allora Odinal batte lui il corner da destra, palla raso terra per cercare il piazzato da parte di Simone Fiorenzo, palla facile per Zitani. Quarto minuto in corso, impostazione da parte di Fitim Krasniqi, ci sono anche due Krasniqi in campo, Fitim con la maglia numero 2, Argent con la 99. Marrangoni, palla alzata dalle parti di Odinal che non riesce a metterla giù. Si propone Clirin Becirai in mezzo per Carbone. Becirai, ovviamente Amdi, ora di nuovo Clirin. Palla per Carbone sulla tre quarti, accompagna Minen. Carbone lo muove, lo telecomanda con le indicazioni con le mani. Anticipo secco da parte di Fiorenzo, che poi protegge anche dal ritorno di Argent Krasniqi. Passa il 99, zona tiro, abbassa la testa, prepara il destro in porta, arriva il gol del pareggio da parte di Argent Barbershop, segnato Argent Krasniqi 1-1. 1-1, Argent Barbershop ha segnato il numero 99, Argent Krasniqi.
Bella soluzione personale trovata con volontà di rispondere subito, il prima possibile, alla rete subita, rimettendo le cose in parità, anche perché le partite, immaginiamo, saranno ancora più concitate visto il tempo in meno rispetto ai classici 25 minuti per frazioni di gioco. Lombardi ha scambiato con Tobia Sergi, si propone Fiorenzo, verticale, cercato invece Odinal con la palla addosso, body check regolare con Fitim Krasniqi che disturba la ricezione del centravanti di interni e dintorni. Carbone, Minen, chiama palla dalla parte opposta, Fitim Krasniqi l'ha visto Carbone, lo raggiunge adesso con un ottimo scarico, anzi si tratta di Hamdi Bechirai. Carbone, palla dentro per il tentativo con il destro dopo il gran controllo da parte di Klirim Bechirai, la risposta da parte di Alvise Zonta, calcio d'angolo Argent Barbershop. Palla battuta attesa da Minen e poi il piazzato col sinistro in mischia. Klirim Bechirai riesce a superare Zonta e segna il gol del 2-1, rimonta completata per Argent Barbershop. Il numero 10, Klirim Bechirai. Un gol classico per questo tipo di piazzati, l'abbiamo visto prima a parti inverse con la rete del vantaggio di interni e dintorni. Qui la posizione era più o meno la stessa, questa volta con l'esterno destro a trovare il fondo della rete per il 2-1. E dopo aver segnato subito va a prendersi un po' di fiato in panchina, uscito Klirim Bechirai, entrato al suo posto con la maglia numero 5 per Argent Barbershop Alexiej Matuchina. Qui scivola Simone Fiorenzo, possesso Argent Barbershop, già 3 gol visti in 6 minuti, media di 1 ogni 2, avrebbe detto Opta Vitturi, che salutiamo. Argent Krasniqi perde il pallone, parte Lombardi che cerca una conclusione, sembrava sorpreso Alex Zitani, palla che esce di mezzo metro. La dico, la classica, Dilla. battezzata fuori. Battezzata fuori, mi piace, approvo. Fitim Krasniqi, palla a cercare Matuchina, l'anticipo con la pizzicata da parte di Oliva, è partito Minen che non perdona, solo davanti a Zonta segna anche Minen, il gol del 3-1 per Argent Barbershop. Ha segnato il numero 4, Nicolas Minen. Un gran bel gol soprattutto per il movimento del giocatore di Argent Barbershop che è scappato via, è fuggito in zona pericolosa. La risposta subito tentata direttamente dal centrocampo da parte di Lombardi e adesso giustamente interni e dintorni desiderano trovare di nuovo soluzioni offensive. Mentre mi arriva una notizia, un'ultima ora che non so in che modo potrà lasciarmi sereno nel resto di questa telecronaca, Alex Zitani ha avuto come imprinting nel suo percorso da portiere gli insegnamenti di Mattia il Cartero Bossi. Aia. Questa è una notizia verificata, autentica, all'età di 8 anni, quindi laddove vedessimo delle grandi parate potremmo dire nonostante tutto comunque ce l'ha fatta, dovessimo vedere degli errori sappiamo insomma di chi è la colpa. Lombardi tra le linee prova a girarsi, si scherza ovviamente con Mattia Bossi che salutiamo e ringraziamo come sempre nel suo lavoro a bordo campo per sottolineare i gol e ricordare title e main partner a memoria perché ci tiene nella sua grande professionalità, picchi che noi non raggiungiamo. Minen ha segnato il 3-1 2 minuti fa, palla profonda Alvise Zonta che invece gli insegnamenti di Mattia il Cartero Bossi non li ha avuti. Oliva, palla orizzontale per Sergi che ha un po' di campo per portare, poi traccia questo lancio perfetto per Lombardi, stop e destro forte, palla che sfiora l'incrocio di palle dall'altra parte, giocattona dal punto di vista tecnico acrobatico da parte di Lombardi. Estremamente più bello il controllo del tiro poi effettivo che da quella posizione non era facile lasciare andare con tanta precisione, chiaramente però il salto, il colpo al volo di una certa eleganza del numero 10. È entrato anche Paolo Bresic, maglia numero 7 per Argent Barbershop, occhio a Matuchina che prepara il sinistro, trova la deviazione fondamentale di Tobia Sergi, concesso calcio d'angolo, momento di difficoltà per interni e dintorni, calcio d'angolo Argent Barbershop con Carbone che allontana Matuchina, batterà lui il calcio d'angolo, palla morbida, corta, intercettata da Oliva, non tenuta in campo da Lombardi, laterale Matuchina. Gioca vicino, scambia con Bresic, dentro c'è Minen, spezza il raddoppio, Bresic poi si
imbatte su Sergi che guida la ripartenza. Vicino c'è Lombardi, c'è Odinal dall'altra parte, scelto il 9 con un pallone però impreciso. Bresic gliela chiama Carbone che ha un po' di spazio, Carbone carica subito il destro, è una finta sterzata, gran giocata di Carbone, poi la parata di Zonta, palla sul palo in calcio d'angolo. E salva tutto qui Zonta perché Carbone aveva fatto una giocata enorme di classe e volontà per trovare il gol, pallone deviato quanto bastava per ricercare anche il legno. Matucchina, palla sulla traversa, non c'è stata deviazione di Zonta, vicino al gol del 4-1, Argent Barbershop che arriva al tiro con una certa regolarità. E facilità, anche troppa, quella che gli viene lasciata da interni e dintorni. Oliva, palla in diagonale a cercare la corsa di Marrangoni, deviazione da parte di Hamdi Becirai, cercato Lombardi, palla prevedibile, break di Bresic, possibilità di 2 contro 1, aspetta Matucchina dentro, Matucchina per il 4-1, Matucchina sbatte su Alvise Zonta e poi l'ultimo tocco è proprio del 5 di Argent Barbershop che è andato in un paio di occasioni vicino al gol del 4-1. Odinal stop e poi corpo a corpo con Fitim Krasniqi che tocca per ultimo, deposita il pallone in fallo laterale. Lo batte Oliva, movimento di Fiorenzo, cercato invece Lombardi dalla parte opposta, anche stavolta lo stop è perfetto, punta a Bresic, vuole la sterzata verso l'interno, diagonale, gran parata di Zitani. La parata Alex Zittani. Grande lavoro da parte del portiere qui che controlla bene l'altro angolo. Oliva ha ricevuto il corner, batte col sinistro, contrastato in modo efficace da Fitim Krasniqi. Palla sparata via dalla parte opposta, la tiene in campo Alvise Zonta per guadagnare qualche secondo e far ripartire l'azione di interni e dintorni. Sotto 3-1 la squadra in nero-arancio, dopo il vantaggio di Lombardi, rimonta forte, decisa con i gol di Krasniqi, Becirai e Minen. Fischio da parte di Schiraldi, calcio di punizione interni e dintorni, la vuole battere Lombardi. Posizione interessante per andare con il destro forte, chiede la distanza il 10 di interni e dintorni, 12° del primo tempo, quindi 6 minuti al termine della prima frazione. Ne ha messi 2 in barriera Zitani. Studia lo scenario Lombardi, fischia Schiraldi, parte Lombardi, secco, lo aspettava lì Zitani che è andato giù velocissimo. Zittani. A coprire il suo palo, è stato pronto ad arrivarci in distensione. Cercato Odinal dentro, era pronto Zitani in uscita, anticipato anche il portiere. Lombardi raddoppiato, cerca uno spazio che non c'è, appoggia su Oliva, suola e poi tentativo di dribbling, poi Carbone ci prova a sorprendere Zonta direttamente dalla tre quarti. Nessun problema per il portiere di interni e dintorni. Fiorenzo, lungolinea sulla direttrice di destra, poi scontro fortuito tra Odinal e Fitim Krasniqi che prende un colpo. Non è stato falloso l'intervento del 9 nero-arancio, si riprenderà con una rimessa laterale da battere, ricordiamo, con i piedi, regole diciamo sperimentali, alternative per la Crese Replay, il torneo che rimette in gioco le squadre eliminate da Crese Cup e Crese League, i 2 maggiori tornei di questa manifestazione estiva. La Crese giunta alla sua 23ª edizione. Minen senza rischiare spara via questo pallone. Tobia Sergi ha visto la partenza di Lombardi, altro lancio preciso, altra copertura attenta di Nicolas Minen. È stato tornando a farsi presente interni e dintorni, per sua fortuna alla ricerca di nuove soluzioni offensive. Qui attento con la chiusura di testa Paolo Bresic a prolungare questa traiettoria, rimessa laterale già effettuata da Marrangoni. Sergi prova un tiro cross, Minen in controllo della situazione decide di far uscire questo pallone oltre la linea di fondo. Si propone Fitim Krasniqi per giocare vicino, può battere con le mani il portiere anche in invio dal fondo. Hamdi Becirai, lungolinea preciso dalle parti di Matucchina che tenta il controllo orientato per tagliare fuori Tobia Sergi, deve sudare il difensore di interni e dintorni per uscire da questa situazione complicata, poi va con il possesso, palla al piede, ha subito fallo a inizio azione. Schiraldi gli dice che la punizione va tutta un po' più indietro perché il fallo si era concretizzato prima della metà campo. No, lì va bene, circa a metà campo più o meno, va bene lì.
il virgolettato di Riccardo Schiraldi. Lombardi abbassa la testa, fa partire il destro, Zitani con una parata non semplicissima perché c'era parecchio traffico davanti a lui. Fiorenzo, scambio con Marrangoni, poi chiude Hamdi Becirai, concede solo calcio d'angolo a interni e dintorni, che vuole provare ad accorciare prima dell'intervallo 3 minuti ai 2 fischi di Schiraldi. Corner battuto teso, non la prende Carbone, sarà possesso Argent Barbershop, cambio in casa interni e dintorni con l'ingresso di Kevin Wellington al posto di Kevin Oliva. Ed entra anche Michael Wellington, quindi entrambi gli Wellington in campo. Kevin con la 14 e Michael con la 8. Cambi anche in casa Argent Barbershop, che mi sono perso, ma direi che sia entrato Airullai, eccolo qui, al recupero del pallone con la maglia numero 9. Scarico dietro per Hamdi Becirai, è entrato anche Valmir Fandai con la 11. Fiorenzo, incontro Lombardi, che adesso fa la prima punta visto che è uscito Odinal. Fandai, prima palla giocata, vince il rimpallo, guadagna la rimessa laterale per Argent Barbershop. Andrew Airullai a fare il centravanti per gli Amaranto. Bel recupero qui di Fiorenzo con stile, azione personale chiusa dalla lettura di Hamdi Becirai, che tampona da quella parte, concede possesso dalla laterale a interni e dintorni. Ultimi 2 minuti di questo primo tempo. Tobia Sergi, palla allargata per Michael Wellington, alza la testa l'8, lungolinea per provare a premiare il movimento di Kevin Wellington, ha commesso fallo il 14. Punizione Argent Barbershop, che abbassa anche un po' i ritmi, coinvolge Zitani nell'impostazione. Hamdi Becirai non rischia la giocata verticale, deve andare Zitani, rischia un po' sulla pressione di Kevin Wellington. Resta Amaranto il possesso. Cercato Minen, colpo di testa all'indietro, colpo di testa di Bresic, poi prende posizione Airullai, lotta con Marrangoni che alza il campanile, prova a metterlo giù Lombardi, lo fa bene. Poi forse un tocco con un braccio, Airullai recupera, suola e suola. E poi tocco verso Bresic, si lotta in un fazzoletto di campo, si diceva una volta. Imbucata di Marrangoni, anticipo di Hamdi Becirai, transizione Argent Barbershop che non parte, spazio per Lombardi che può puntare, si allarga un po', rientra verso l'interno, converge, è rientrata però anche la difesa di Argent Barbershop, recupero di Minen, possibilità di conduzione per Paolo Bresic. Altro anticipo di Marrangoni che prepara il destro in porta, palla larga e neanche di poco. Adesso con il finale del primo tempo, che avverrà tra circa una trentina di secondi, visti i 18 minuti per la Crese Replay, avranno tempo per riflettere un attimo sulle cose da fare, le cose da cambiare, perché c'è tanto che non sta funzionando. Airullai, contrasto con Michael Wellington che vince il duello, trova Lombardi, controllo che gli fa conservare il possesso ma gli fa perdere qualche metro sul campo. Scende Michael Wellington, palla dentro per Fiorenzo, grande tocco in diagonale sull'uscita di Zitani, accorcia le distanze interni e dintorni con il gol di Simone Fiorenzo, 3-2. Ha segnato il numero 13 Simone Fiorenzo. 3-2. Questo gol è molto importante perché permette di entrare alla pausa, di arrivare alla pausa con una mentalità estremamente diversa. Un minuto di recupero. Un minuto extra comandato da Riccardo Schiraldi. Un minuto di recupero. Gol praticamente segnato allo scadere dei 18. Inserimento alla Frattesi da parte di Fiorenzo, che qui ha la chance anche di pareggiare. Fiorenzo davanti al portiere, passa il pallone, doppietta in 30 secondi, è tutto di nuovo in parità. Simone Fiorenzo 3-3. In parità con la sua doppietta, il numero 13 di interni e dintorni, Simone Fiorenzo. E stavamo già immaginando un ipotetico luogo dove interni e dintorni dovessero rientrare poi dopo la pausa comunque con 2 gol di scarto, ma con una mentalità diversa. Adesso cambia ovviamente tutto. Tutto in parità, bel primo tempo. Chiaramente Crese Replay è un torneo con cui ci si può anche divertire, visto che il più lo si è fatto, ma sono comunque partite da affrontare con una certa mentalità. Occhio a Minen, ultima chance di questo primo tempo per Argent Barbershop, il piazzato e la traversa presa con il sinistro da Klirim Becirai, a un passo dal nuovo vantaggio. All'ultimo secondo ancora Argent Barbershop mischia in area di rigore, cercato Fandai, allontana Tobia Sergi,
palla che esce, la mette giù fuori dal campo, ma con uno stop comunque notevole. Carbone, che infatti si prende i complimenti dalla tribuna. Si gioca ancora 19:33 sul cronometro, evidentemente extra sul recupero per i gol. Il gol avvenuto durante il minuto supplementare concesso. Qui smorzata di Klirim Bečirai, l'ultima giocata di questo primo tempo che finisce 3-3 tra Argent Barbershop e Interni e dintorni. Ricordiamo al pubblico che questa è la Crazy Replay, quindi due tempi. Crazy Replay, come giustamente sta dicendo Mattia il Cartero Bossi, in diffusione sul campo 1 del Crazy Village di Domi. Ancora una buona serata da Walter Topar e Francesco Vinturi, che saluto io, così evito di dargli la parola soltanto per dire il suo nome e cognome. Anche perché ti vorrei dire invece i title partner: Vai. Edil Impianti, NC Web, Belletti Group, Zanutta, Taloile, Cene e Ponteggi, e main partner Friul Broi, ma ce le rivedremo B-Nice, BCC Venezia Giulia, Heineken, Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Ci hai messo 10 secondi scarsi a dirli. Da questo momento inizierò sempre a cronometrarti quando li elencherai. È una sfida per farli più veloci o più lenti? Come per farli vuoi tu, capire meglio? vedrò Fare contenti anche gli sponsor? O... credo che preferiscano si vada un po' più piano, ma insomma valuteremo, eventualmente chiederemo proprio a loro. Iniziato il secondo tempo di questo match, ci prova da lontanissimo con il destro Kevin Wellington, in controllo su questa traiettoria Alex Zitani, protagonista di un paio di interventi da sottolineare nel primo tempo. Qui va al rilancio cercando il colpo di testa di Klirim Bečirai, poi Argent Krasniqi, palla di ritorno per il 10. Bečirai converge, offre a Fandai che poi frena, torna indietro da Minen, autore del gol del 3-1, che sembrava aver indirizzato il match nel primo tempo. Detto che calcio a 7 e Crese sono spesso sinonimo di imprevedibilità e partite mai chiuse anche quando potrebbero sembrarle, ed effettivamente poi è arrivata la rimonta nel giro di neanche un minuto nel finale del primo tempo, con la doppietta di Fiorenzo a rimettere tutto in parità. Colpo di testa di Sergi a cercare Lombardi, Minen in anticipo, Klirim Bečirai perde il pallone, Lombardi è partito, sfida Hamdi Bečirai che si rende protagonista di una grande giocata difensiva. Zitani profondo, altissimo Sergi, più alto di Argent Krasniqi, poi ragiona Hamdi Bečirai, torna indietro da Alex Zitani. Bisogna anche riconfigurare un po' le idee per Argent Barbershop, perché dopo quell'avvio di primo tempo dove avevano trovato tanto spazio, campo, possibilità offensive, dove ne avevano sbagliate e perdonato più volte interni e dintorni, adesso sul 3-3 sembrano un pochino più spaventati a proporsi in avanti. Fischia Riccardo Schiraldi, calcio di punizione per Argent Barbershop, con Klirim Bečirai che rischia sull'attacco di Marrangoni. Arriva in suo soccorso Hamdi Bečirai che cerca poi il filtrante dopo l'azione personale. Partito Kevin Wellington
con la conduzione, tenta il tunnel su Clirin Becirai, poi passa Fiorenzo, possibilità per Kevin Wellington, calcio di rigore, dice Riccardo Schiraldi, per la spallata irregolare di Clirin Becirai, che non è d'accordo. Rigore, diciamo, severo, il contatto c'è stato, a quel punto la valutazione la effettua l'arbitro, che l'ha definito falloso. E per un'opinione non richiesta, per me è giusto. Bene, no, l'avevo vagamente richiesta, un po' c'era dell'interrogativo nella mia nella mia frase. Bene, Lombardi sul dischetto, parte il suo destro, forte incrociato, lo intuisce Zitani ma non riesce a toglierlo dalla porta. E dintorni con la doppietta del numero 10 Gabriele Lombardi. E di fatto adesso la rimonta è completata con la rete che li riporta in avanti, e quindi una controrimonta rispetto a quella di Argent Barbershop. Proprio lei, una controrimonta. Prova subito a rispondere Argent Krasniqi, non funziona il suo dribbling, prova a ripartire Simone Fiorenzo, 2 doppiette per interni e dintorni, Lombardi l'abbiamo appena vista concretizzarsi dal dischetto, fondamentale è da sottolineare quella di Fiorenzo a cavallo dell'ultimo minuto del primo tempo. A cavallo anche dei 2 gol di Lombardi. Giusto. Fandai per Argent Krasniqi, Sergi forse un tiro in porta! L'ho visto più vicino all'incrocio di quello che era, mi sono emozionato. No, ma mi stavo emozionando anch'io, perché il pallone di Tobias Sergi non ci stava andando troppo distante, ed era sicuramente una bella idea, soprattutto adesso che si fa periodo anche delle premiazioni. Ovviamente vediamo gli occhi illuminarsi di Mattia Cartero Bossi, perché si parlerà anche poi di miglior gol della Crese, e questo può arrivare da qualunque torneo. Siamo, diciamo, in campagna elettorale per quanto riguarda i premi individuali, oltre che i titoli di squadra, e tra i premi individuali c'è l'autore del gol più bello. Questo probabilmente si sarebbe candidato fortemente se fosse entrato. Esce Alvise Zonta con questo anticipo su Minen, offre subito a Lombardi che punta Hamdi Becirai, arriva al raddoppio di Carbone, il recupero di Argent Krasniqi che supera l'avversario e calcia in porta. Ha superato per la precisione Nemanja Truic, entrato per interni e dintorni con la maglia numero 3. Carbone batte la laterale, scava verso Minen che ha un'idea sofisticata, cioè calciare al volo non era semplice su questo pallone. No, però assolutamente un'idea pregevole per l'intenzione. Sergi, è scappato Lombardi, lancio preciso, Lombardi è riuscito a prendere lo specchio da lì, molto difficile. A dimostrazione ancora di quanto fatto invece nella prima frazione di gioco, con il bellissimo stop e il pallone messo un po' fuori giri rispetto allo specchio della porta. Qui invece è andato diretto di prima verso la porta avversaria, trovando Zitani pronto. Un po' di spazio per Carbone che punta Michael Wellington, va sul piede forte Carbone, vola Zonta, paratona. La paratona Alvise Zonta. Corner già battuto, a cercare il colpo con il destro da parte di Hamdi Becirai, salvataggio sulla linea da parte di Marrangoni. A un passo dal pari Argent Barbershop, Carbone 1-2 con Minen che sfonda centralmente, Minen, ancora tanto lavoro per Zonta in questo inizio di secondo tempo. Poi Lombardi sbatte sulla chiusura combinata tra Fitim Krasniqi e Daniele Carbone, che impostano una nuova azione per Argent Barbershop. Palla dentro, a cercare Fandai, si perde tra i guanti di Alvise Zonta. Impostazione di Tobia Sergi, altra sventagliata a cercare Carbone, schema 1 direi di interni e dintorni. Un terzo di secondo tempo se n'è andato, risultato che vede in vantaggio interni e dintorni 4-3. Rientra Matucchina, così come Paolo Bresic per Argent Barbershop. Zitani per Fitim Krasniqi, aspetta Hamdi Becirai. Tocco vicino per Carbone, triangolo chiuso. Becirai può puntare, Matucchina, bella la rifinitura per il destro, potente sotto la traversa di Paolo Bresic, spettacolare il pareggio Argent Barbershop, 4-4. Ha segnato il numero 7 Paolo Bresic. A referto ci va sicuramente Bresic, ma che lavoro e che tocco e appoggio lasciato lì da Matucchina. Uno stop che, tornando a parlare, siccome ieri col 5-0 abbiamo parlato di Inter, tornerei a parlare di Inter in Champions League con l'appoggio di Thuram per Lautaro.
Gol allo del Bayern. stadio di Monaco di Baviera. Esatto. Molto bene contro il Bayern. Giusto. Fiorenzo dentro, stava per diventare un assist per Lombardi, esce e blocca Zitani, partita che sta offrendo tanto spettacolo e rimane equilibrata, ci auguriamo fino alla fine. 8° minuto di questo secondo tempo che, lo ricordiamo, Crese Replay dura 18, così come il primo peraltro. Alza la testa Wellington, Michael, chiuso Fitim Krasniqi per Paolo Bresic, l'autore del gol del 4-4, tocco orizzontale troppo corto però, e allora Marrangoni recupera, alza la testa, va in azione personale, dopo aver valutato lo scenario, lo accompagna verso l'uscita Fitim Krasniqi. È proprio il difensore kosovaro a battere la rimessa con i piedi, modifica regolamentare di questo mini torneo, della parte finale della Crese, la Crese Replay, che rimette in gioco le squadre eliminate nel percorso tra Crese Cup e Crese League. Qui rimane un po' statico Matucchina, permette l'anticipo a Michael Wellington, poi però spazio ancora per il 5 che va fino in fondo, zona cross, mette dentro il pallone, rischia di pasticciare Alvise Zonta, concede però solo calcio d'angolo. E qui ha rischiato tanto perché quel pallone andava preso, recuperato e soprattutto preparato per una ripartenza di interni e dintorni, cosa che non è riuscita. Corner, Matucchina cercato e trovato dalla battuta di Carbone, esce Zonta, leggermente preso controtempo. L'attaccante maglia 5, classe 2001, Alexei Matucchina. Zonta. Tobia Sergi. Partito Fiorenzo profondo, visto, cercato, non trovato, però leggermente impreciso nel dosaggio il lancio di Tobia Sergi. Stanno diventando un po' pigre le ricerche adesso di interni e dintorni in fase offensiva. Devono ritrovare quelle soluzioni che avevano fatto accendere il match sul finale del primo tempo con Fiorenzo. Forse provare ad accendere proprio lui. Carbone nel traffico nasconde il pallone a Marrangoni, poi lo smista dalle parti di Fitim Krasniqi, di prima Minen. Bresic tra le linee, danza sul pallone per divincolarsi nel traffico, poi troppa potenza in questa apertura orizzontale da parte di Nicolas Minen. Possesso per Nemanja Truic. Scambio con Sergi, pressione di Carbone che ruba il pallone a Truic, poi Matucchina lo offre a Bresic, doppio passo in mezzo a 4, messo giù. Ingabbiato però in modo falloso dalla difesa di interni e dintorni. Paolo Bresic, calcio di punizione, Argent Barbershop. Matucchina sembra quello più intenzionato a battere, ma anche Carbone sta controllando la situazione. Si allontana ora Carbone, capisce che non è cosa perché vuole battere Matucchina. Ultimi 8 di questo secondo tempo. Occhio anche a Bresic, Sì, però, vero. perché rimane lì. Sta cercando forse Matucchina proprio la conferma di poter battere lui. Insieme hanno confezionato il gol del 4-4, assist di Matucchina, gol di Bresic. Vediamo chi batte questo piazzato. Parte Matucchina, non granché il suo destro che si infrange sulla barriera. Aveva un'idea delicata, provare ad aggirare la barriera verso il primo palo di Zonta, non è riuscito a farla passare. Bresic ha ricevuto da Beccirai, prova a far filtrare questo diagonale, però ci sono troppi giocatori con la maglia nero-arancio a frapporsi. Possesso che resta, Argent Barbershop, anticipato Carbone, stavolta da Marrangoni, anzi da Michael Wellington. Carbone ci prova, ancora Wellington a respingere, Minen, stop e destro, murato da Fiorenzo. Ora un assalto, quello di Argent Barbershop, la sponda ancora per Bresic, riflesso di Zonta che respinge. Bresic secondo gettone, però adesso spalla alla porta, non può calciare. Andy Beccirai, filtrante per nessuno. Ha rischiato di nuovo qui interni e dintorni, lasciando appoggiare Minen per un altro piazzato di Bresic, questa volta meno preciso sul pallone, forte sotto la traversa e più pronto, si può dire, anche Alvise Zonta. Brutta palla qui per Tobia Sergi, c'è in agguato Paolo Bresic, robusto il difensore di interni e dintorni a uscire da questa situazione complicata e poi con mestiere a prendersi anche il fallo. Piazza Lombardi, e anche se siamo lontani e defilati rispetto alla porta di Alex Zitani, sembra avere tutta l'intenzione di voler calciare in porta a caccia di una tripletta per spezzare di nuovo l'equilibrio. Ne ha messi due in barriera Zitani, sono Carbone e Bresic.
fischia Schiraldi. Parte Lombardi, centrale. Pallone semplice qui da gestire, non c'è molto da aggiungere. Lombardi non è riuscito a dargli quel giro che forse sperava di trovare. E poi lotta, combatte anche su Schiraldi che gli ha fatto quasi un blocco per la pressione. Infatti li consegna proprio per... Zitani scavalca il centrocampo, preciso dalle parti di Matucchina. Sergi però abbassa la saracinesca, l'anticipo di Krasniqi, poi ancora alimenta Sergi che calcia in porta, diagonale insidiosissimo che salta proprio un attimo prima della parata di Zitani. Attentissimo, calcio d'angolo battuto, Lombardi diagonale, largo. E parata bella per il movimento ad arrivarci, molto rischiosa perché quel pallone poi si è impennato proprio all'ultimo quando ha trovato la deviazione. Per sua fortuna gli aveva dato quel colpo che bastava per spingerlo verso l'out e non verso la propria porta. Fondamentale l'esplosività nel gesto atletico. Ricordiamo, grazie agli insegnamenti di Mattia Cartero Bossi all'inizio, all'alba della sua carriera, Alex Zitani. Bresic tra le linee, inseguito e abbattuto con fallo da Michael Wellington, stavolta il piazzato in zona interessante per Argent Barbershop. Ne stiamo vedendo uno di qua, uno di là. E adesso mi sa che Carbone dice è il mio turno. Anche forse poco contento rispetto a quanto l'abbia sfruttato Matucchina in precedenza. Poteva fare sicuramente di meglio il numero 5 di Argent Barbershop e vedremo se la potenza e anche la qualità del 22 procureranno più danni. Rincorsa sesquipedale di Daniele Carbone, per citare Matteo Chiuto, che salutiamo, collega. Parte Carbone, una finta, Hamdi Becirai, diagonale respinto, ancora Carbone, altro diagonale, un po' sgonfio, palla fuori. 4 alla fine, finisse così, si andrebbe ai calci di rigore. Kevin Wellington rientra in campo, esce Nemanja Truic. E allora Kevin Wellington si mette largo a destra con Lombardi a comporre il reparto offensivo. Tobia Sergi, ultimo uomo in difesa, cercato il pallone ancora per Lombardi, in vantaggio Fitim Krasniqi, proprio Kevin Wellington a raccogliere la seconda palla, poi lavora per il cross verso Lombardi, grande aggancio, poi però non riesce a tenere il pallone nella sua disponibilità, possibilità di contropiede 2 contro 2, rifinitura di Matucchina per Carbone anticipato e poi Fiorenzo, risposta di Zitani. Hamdi Becirai completa bene la giocata difensiva trovando Paolo Bresic aggredito da Michael Wellington. Contrasto, ultimo tocco Arancio, no, ultimo tocco Bordeaux e Schiraldi chiede scusa perché in un primo momento aveva invertito. Come dicevi te, ovviamente il tempo inizia a scarseggiare, quindi anche queste rimesse laterali battute così, ricordiamo, sono come una punizione di seconda di fatto. Proprio così, palla battuta dentro da Marrangoni, anticipo facile di Hamdi Becirai, sarà laterale dalla parte opposta per interni e dintorni, la batte Michael Wellington, incontro Fiorenzo, dentro Marrangoni soltanto a riempire l'area di rigore, cercato proprio lui, facile l'anticipo di Paolo Bresic. Matucchina gestisce, appoggia su Carbone che prende velocità, guarda la porta, Carbone, tiro cross respinto da Marrangoni, calcio d'angolo, vuole battere subito Carbone, c'è solo Hamdi Becirai dentro, sta arrivando anche Matucchina sul secondo palo, Carbone litiga però col pallone, ora si è ricomposta la difesa nero-arancio, tentativo di tiro cross, attento Zonta. Matucchina. Si fa vedere Hamdi Becirai, cercato, non trovato, anticipato, adesso sì. Palla scaricata dietro per Carbone che prova a piazzare all'incrocio, palla leggermente alta. Qui c'è stinata un'occasione enorme col piede buono, con il destro, piazzata troppo alta. Ci è andato forse un po' troppo sicuro di trovare il fondo della rete. Sì, è una situazione abbastanza comoda. Poteva fare meglio conoscendo anche le sue abilità tecniche e balistiche. Tracciante a cercare Kevin Wellington, ci ha provato Michael. Palla direttamente sul fondo, la rimette con le mani Zitani. Tobia Sergi si fa sentire troppo perché dice lascia e allora Schiraldi effettivamente applica il regolamento dicendo lascia in modo così evidente, è automatico il fischio e una punizione indiretta, credo.
Piazza Carbone. Vediamo, dovrebbe esserci braccio alzato da parte di Schiraldi. Lo alza, non lo alza. Non posso vivere senza sapere questa cosa. Ho avuto il dubbio enorme, ma mi risulta che, vediamo un po', non alza. Però toccano comunque, batte Carbone, para Zonta. Ci mette un'ottima deviazione. Qui un altro pallone che comunque probabilmente sarebbe finito un po' troppo alto, forse sulla traversa. Sempre Carbone a battere, anche il calcio d'angolo, area stavolta bella piena. Trovata la testa di Andy Becirai che impatta, ma non trova lo specchio della porta. Stavo cercando l'eventuale presenza di arbitri in zona per chiedergli conferma della battuta a 2 su quel tipo di chiamata di fallo. Credo abbia annunciato invece 2 minuti di recupero, ho capito bene? 2 minuti di recupero. Lancio di Sergi, chiama Zitani, non perfetto in questa uscita. Non sarà contento No, Mattia Bossi. no. Fiorenzo calcia andando incontro a questo pallone, non lo colpisce benissimo, trova anche una deviazione e quindi calcio d'angolo di nuovo per interni e dintorni. 18 scaduti, si andrà avanti fino al 20°. Alla battuta a cercare l'inserimento di Sergi che sfonda, Zitani l'ha presa e poi l'ha allontanata Fitim Krasniqi. Prova a vincerla dentro il recupero, interni e dintorni, si inserisce Fiorenzo, contromovimento. Studia la situazione Marrangoni che poi preferisce la giocata prudente su Sergi, scodellato il pallone verso Lombardi, anticipo di Minen, carica regolare da parte di Lombardi sul 4 di Argent Barbershop che poi accelera la giocata profonda per provare a sorprendere, sorprende tutti però, anche i compagni. Bresic dice di ragionare un po' di più. Sergi. Michael Wellington, ancora Sergi. Si abbassa Fiorenzo, premiato il 13 che prova a prendere velocità, con l'esterno va da Kevin Wellington, doppio contrasto vinto da Minen. Carbone aggancia, sterza verso l'interno, tocco per Bresic, occhio da lì, zona tiro, Bresic se l'allarga e alla fine il tiro esce abbastanza scarico. Resta in attacco però Argent Barbershop. Fitim Krasniqi tocca vicino per Carbone che vuole prendere le redini di questa parte finale di gara facendosi dare tutti i possessi. Lo perde questo e allora dall'altra parte il Lombardi, solito aggancio sontuoso del 10 che può puntare, sterzata e destro, centrale, Zitani, ultima giocata della partita. Questo match di Crese Replay semifinale si deciderà ai calci di rigore.
ad oltranza inizia a calciare Argent Barbershop. Eccoci rientrati. Rigori Argent Barbershop contro Interni e dintorni. Serie da 5 inizia Argent Barbershop con Carbone contro Zonta. Rincorsa lentissima del 22 che piazza incrociando il destro e porta avanti Argent Barbershop. Segna Carbone 1-0. Una rincorsa particolare per provare a sorprendere quasi il portiere proprio sulla lentezza del suo arrivo. Tocca a Tobia Sergi rispondere per Interni e dintorni. Rincorsa e conclusione col mancino. Sergi contro Zitani. Sergi! Zitani battezza e para. Zitani 1-0 per Argent Barbershop. I rigori. E sarà estremamente contento Mattia Bossi perché applica quello Quanti in cui è in grado di pomeriggi fare. Sì, passati a studiare i rigoristi, i Cosa? rigori di Tobia Sergi. sì, in particolare. Certo. Tocca a Hamdi Becirai. Incrociato il destro, non particolarmente angolato, ma spiazzato Zonta. E adesso è 2-0 Argent Barbershop. Direi un rigore abbastanza classico dove si trova lo spazio, dove non si butta il portiere e questi non indovina, molto semplice. Simone Fiorenzo. Destro forte, incrociato dopo la doppietta 2-1 dentro la partita. Fa il suo dovere anche dal dischetto e sblocca. In questi tiri di rigore la formazione di Interni e dintorni. Simone Fiorenzo che supera per la terza volta Zitani. Tocca a Krasniqi che calcia fuori. Sbaglia Fitim Krasniqi. Possibilità di pareggiare adesso per Interni e dintorni e riportare quindi complessivamente in parità il match che al momento sosta sul 6-5 complessivo contando i rigori per Argent Barbershop. Tocca a Kevin Wellington sfidare Zitani. Parte Wellington, piattone aperto e 2-2 dopo 3 rigori calciati da una parte e dall'altra. Aveva già deciso di metterla forte, il più possibile sotto la traversa, ha piazzato senza ulteriori difficoltà. È il momento di Paolo Bresic, l'ultimo marcatore nei 36 minuti regolamentari giocati. Parte Bresic, aveva intuito Zonta, ma l'alzata quanto basta Bresic per portare in vantaggio Argent Barbershop 3-2. Alzata con forza, con potenza e non solo precisione, pallone che non era estremamente angolato ma molto ben piazzato, poi con conseguente forza complicato l'intervento per Zonta. Andrea Marrangoni, rincorsa angolata, va a Marrangoni, perfetto, Andrea forte, Marrangoni. angolato, alto, quasi all'incrocio, impossibile da prendere. 3-3 dopo 4 Un rigore calci simile di a rigore. quello fatto da Bresic, forse addirittura più preciso di quello precedente, ma che porta alla serie di fatto gli ultimi 2 rigori, uno per squadra. È praticamente come se fossimo già ad oltranza. Esatto. Minen, rincorsa e destro, basso all'angolino, anche lui incrociando, fa il suo dovere. Preciso, rischiando forse qualcosa perché qui Zonta aveva capito il piazzato, le idee di Minen e adesso il peso di questo pallone è aumentato di diversi grammi. Già, non c'è margine d'errore per Interni e dintorni e la responsabilità se la prende Gabriele Lombardi. Lombardi, sempre lì, lo aspettava lì Zitani, ma non c'è arrivato. 5 calci di rigore, si procede ad oltranza. Ricordiamo che Quindi possono adesso subentrare iniziamo a contare 2 dei rigore giocatori per che non rigore, hanno quasi un cambiato 1 contro 1 che fa parte proprio alla base del rigore, l'1 contro 1 tra portiere e giocatori in movimento, ma di fatto anche tra i 2 giocatori che devono rispondersi costantemente. Serie da 5 che finisce 4-4, inizia la parte ad oltranza. Clearing Becirai, angolatissimo, lui sceglie di aprire il piattone, il destro. Con una rincorsa che non sembrava indicare questo, è proprio in questo modo è riuscito a ingannare Zonta che comunque un po' in ritardo era arrivato anche sulle intenzioni del giocatore avversario che proprio ha stato molto bene, si è sentito anche proprio il rumore del colpo a strisciare sul palo. Tocca a Michael Wellington.
piazza e Zitani intuisce e para, regalando la finale ad Argent Barbershop, che quindi vince ai rigori 5-4 dopo il 4-4 nei 36 minuti regolamentari. Crese Replay che quindi trova la sua prima finalista in terni dintorni sconfitta ai rigori. Tra poco torniamo con lo spazio dedicato alle semifinali d'andata della Crese League degli impianti Omega Gruppo Immobiliare contro Bar Blu. Prima di farlo però title partner e degli impianti NCA Web, Belletti Group, Zanutta, Tal Oil, CNE Ponteggi, Friulbro e Macelleria delle Mobina SBCC, Heineken Farmacia Picciola, Centro Commerciale Torri d'Europa. Questi i main partner. A tra poco.